L'avvocato risponde. Buonasera amici. Aspetta che qua dovevo... Allora, l'avvocato Collovati viene in radio da 10 anni, no, a parte tutto, però non è così. No, oggi proprio era una giornata storta, vabbè. Storta anche la radio. Vabbè, allora l'emozione si fa sentire perché lei è arrivata, allora, dato che oggi dovete sapere che noi lavoriamo. No, dovete sapere che l'avvocato Collovati è arrivata in ritardo, perché a Ma parte gli scherzi. tendenzialmente lavoriamo, quindi che non è questo il nostro lavoro, come sapete. No, ci tengo a precisare, Max, perché anche tu il tuo tempo lo dedichi. No, è vero, lo dedichiamo tutti il nostro tempo a questa radio, è per quello che dico, davvero, divento seria, cioè noi comunque sottraiamo del nostro tempo chiaramente per appunto clienti eccetera che dedichiamo alle pratiche venendo qui molto volentieri, però ci teniamo che voi chiamiate perché altrimenti, come è sempre detto dagli anche numero, Massimo, no? assolutamente, come è sempre detto Massimo, diventa anche un po' inutile, quindi siamo qua perché vogliamo essere utili e parlare di tutte le novità del diritto, quindi a inizio puntata lo diamo e lo daremo sempre, ma non insistiamo. 02 9294 7222 02 9294 7222. Questo per le telefonate, poi c'è anche il WhatsApp, ma non me lo ricordo mai, ma preferiamo che ci telefoniate. 340 670 9659. Ok, poi c'è anche la diretta, ovviamente, che forse è ancora più comodo. La diretta Facebook, sì. Ma Facebook, sì, sul Dei sito social, della Radio Libertà. Anche, sì. Sito di Radio Libertà, praticamente se andate anche sulle mie pagine di social, le metto sempre e soprattutto, grazie anche alla regista che ci manda le puntate vecchie, riusciamo a fare dei piccoli stralci. Vero. Dopo, più avanti. Tu lo fai, sì, certo. dei piccoli stralci di intervento. Io non riesco a fare tutto, lo confesso. Vabbè, ma non è questione di fare tutto. Tu riesci a fare tutto, no, io no. ma io non è che riesco a fare tutto, cioè cerco di mi piace cercare di anche sviluppare la parte dei social, così. Comunque questi stralci sono interessanti perché chi ha perso la puntata può vedere la sintesi delle scorse. Per esempio, la scorsa volta, e mi sono già arrivate 2 o 3 messaggi, abbiamo parlato di una novità importante con il notaio Malta, che salutiamo. E che verrà ancora qua la prossima volta o nelle altre prossime volte, perché è stata una puntata molto interessante. Purtroppo non eravamo collegati qua, ma eravamo collegati dallo studio. Però è stata una puntata bella perché abbiamo parlato di donazioni, che è un argomento clamoroso che verrà toccato a breve. Ci sono delle novità. No, cioè è stata approvata la legge, dovrà fare ancora un ultimo iter parlamentare e poi sarà approvata. Consentirà finalmente alle persone di poter donare liberamente un bene senza bisogno di avere il timore tutta la vita che gli arrivi la spada di Damocle tra capo e coda, perché un atto diventa poi automaticamente revocabile. Quindi consentirà un enorme sviluppo delle transazioni immobiliari, che si potranno donare i beni immobili senza bisogno di fatto di non poterlo fare, perché adesso chi dona un bene immobile di fatto è soggetto a una contestazione in fase di quindi ci sono novità positive, bene. Poi ci sono anche altre novità, però voglio premettere che dobbiamo aspettare chiaramente che diventino definitive con la legge di bilancio a fine anno, però quello che è sul piatto adesso dal punto di vista previdenziale è ci sono alcuni cambiamenti, si darà ancora molta importanza alle anticipazioni dell'andare in pensione, quindi praticamente ci sarà ancora l'opzione donna, ci saranno ancora alcune possibilità appunto di andare in pensione prima, tipo devono ancora capire se quota 103 comunque non solo con l'anzianità, ma addirittura si prevede una uscita anticipata a 64 anni, che quindi vuol dire anticipare di 2-3 anni la pensione. Beh, ci sarà anche una piccola posticipazione dell'età pensionabile di qualche mese, mi pare 4 mesi. Età pensionabile 67 qualcosa, 67 qualche mese. Vabbè, ma quello è naturale. Dovete sapere che in Italia purtroppo è un paese vecchio, non è che sono io a dirlo, non è l'avvocato Leonardi a dirlo. Ci sono pochissime nascite, la gente non fa figli, la popolazione invecchia, quindi conseguentemente va in pensione. Se mancano la generazione nuova che va al lavoro e che versa i contributi, capite che la coperta è corta. Cioè, evidentemente non è che uno può avere il cappello da mago,
Cioè uno deve tagliare, oppure posticipa l'età pensionabile, se no la coperta è corta. E se no da dove È prendono come le... quando un'azienda è in crisi, cioè non è che ci sono tanti, a me spiace, però a volte hanno licenziato, ho capito, ma come deve fare? Però se Amazon non hanno più purtroppo adesso licenzierà possibilità, della gente, ma è fisiologico, perché hanno avuto una crescita esponenziale nel momento del Covid e adesso devono purtroppo tagliare. Non c'è una ricetta, cari amici, a volte si sente in televisione dire ma hanno licenziato, a me spiace per i lavoratori, perché ovviamente la tutela massima deve essere per loro, ma purtroppo è fisiologico. È l'unico modo. E a volte è fisiologico. La contrazione purtroppo dei costi. È fisiologica. Poi volevo dire che per quanto riguarda, per alcuni di voi erano all'epoca molto interessati, spero che lo siano tuttora, per quanto riguarda la rivalutazione della pensione, dato che come sapete è un tema molto dibattuto negli anni, abbiamo fatto anche delle cause sul tema, per quanto riguarda il 2026 dicono che rivaluteranno la pensione fino alle 4 volte il minimo INPS, quindi quelle pensioni proprio, non dico minime, ma sicuramente non troppo cospicue, saranno rivalutate. Per tutte le altre, oltre le 4 volte il minimo INPS, probabilmente ci sarà un nuovo blocco, quindi state attenti, rimanete appunto aggiornati, collegati, perché potremmo magari continuare un nuovo percorso giudiziario in questo tema. Beh sì, insomma, ci sono ovviamente delle battaglie che ci sentiamo di fare, e una di queste riguarda la mala gestione dell'INPS, l'abbiamo sempre detto. Ora non vogliamo parlare mai sempre dell'INPS perché per amor di Dio, ne abbiamo viste abbiamo visto tutti i colori, cioè adesso è in assoluto dal mio punto di vista l'ente pubblico, lo dico senza peli sulla lingua, che funziona peggio, cioè voglio dirlo tranquillamente, è una critica che io faccio, che muovo, perché non si può dire altrimenti, non si può dire di un ente che non risponde al cittadino, risponde tardi, commette gravi errori, e soprattutto quello che io contesto è la mancata trasparenza. Trasparenza com'è che viene contestata, a mio modo di vedere, all'INPS? Sono quello che noi contestiamo nei nostri atti, il fatto di essere assente nei confronti del cittadino. Per me è intollerabile che un pensionato che abbia 70-80 anni, perché il bacino di utenza che hanno è questi, sono i loro clienti, tra virgolette, non abbia la possibilità di mettersi in contatto con questi signori, perché se vai là non ti rispondono. No, ecco, bravo, finitela di andare là, perché io lo dico proprio in maniera più diretta, perché a volte venite e ci rappresentate che siete andati presso l'ufficio, avete cercato di parlare con qualche funzionario. Io penso che sia inutile. Certo. L'abbiamo già visto, toccato con mano, un po' perché vi danno delle risposte inadeguate e un po' perché cioè in realtà non ottenete alcun risultato, perché nel momento stesso in cui chiedete dei chiarimenti, intanto ve li danno a voce e quindi nulla di scritto, e poi sono sempre molto evasivi, come diceva Massimo. No, bisogna, secondo me, anche in questa fase, però è per questo che aggrava la sua situazione l'INPS, perché comunque, tra virgolette, forza questo comportamento con le persone anziane che non hanno la forza economica di prendere un avvocato spesso, non hanno la capacità di, ovviamente anche, insomma, sono anziane, non hanno, cioè capisci, non hanno questa magari diciamo propulsione nel voler cercare giustizia che magari è una persona un po' più giovane, no? Quindi questa cosa secondo me è particolarmente grave, perché è una fascia delicata. Le persone anziane sono delicate, vanno tutelate. No, soprattutto magari sono meno abituati anche a... Ecco. No, spesse volte vengono da noi rassegnati, ma è anche normale, perché tentano di parlarci, non trovano soluzione. Magari addirittura non gli viene riconosciuta una reversibilità o non gli viene riconosciuto un diritto personale. È chiaro che perdono la speranza. Massimo, secondo me però in questi casi secondo me è meglio rivolgersi a un avvocato. Ma certo, questo è chiaro. No, lo so, ma non è chiaro, è chiaro per noi, non è chiaro per tutti. No, dico è chiaro nel senso purtroppo, è chiaro... perché la gente non vuole spendere, Vabbè, ma sai, non è si rivolgono ad associazioni che purtroppo, diciamo, non sono così precise nella allora, loro anche lì, dato che noi siamo assistenza. su Radio Libertà, non è che dobbiamo andare a raccontare le favole, perché noi diciamo la verità e quello che pensiamo. Certo. Dobbiamo anche dire che giustamente, come dici tu, questi patronati bisogna capire da che parte stanno. Ora, a me non me ne voglia se qualche amico del patronato ci sente, però voi state dalla parte del cittadino oppure state a parte dell'INPS? Bravo, fammi capire, io penso bravo, cioè, però io penso che sia anche un discorso proprio di, cioè passatemi il ignoranza in senso letterale, cioè specialmente nella previdenza, loro non ne sanno. Sì, però molto. io capisco, cioè, Quindi sì, però questo qua è un aspetto che mi trovo parzialmente d'accordo. Però nella mia esperienza professionale,
parlo al singolare, non so se tu sei d'accordo, ho notato che spesse volte non vogliono mettersi di traverso, usiamo questo termine così la Questo gente sì, anche, capisce, questo di anche, sì. traverso nei confronti dell'INPS. Hanno dei timori reverenziali, Sì, timori non sì, so di che sì. cosa. Allora, se un Beh, perché cittadino lavorano con sì, l'INPS. appunto, ho capito, ma anch'io lavoro con l'INPS. No, 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 nel no, senso no, no, sì, certo, no, ma dico pro INPS, sì, 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 però chiaro. voglio dire, se una cioè, voglio dire, cioè, non va bene questa Hai commistione, ragione, perché non è certo. che è una Dovrebbero branca essere più dell'I oggettivi. ecco, esatto. Se bisogna fare un'azione contro l'INPS, la si fa. Ora non deve essere temeraria, No, no, chiaramente, certo, deve essere certo. Una giuridicamente lite che abbia dei poggiata esatto, perché presupposti, se no sì. saresti un Hai pessimo consulente, ragione. un pessimo avvocato. Sì, sì. Ma dato che noi i cittadini pagano questo non è No, che è chiaro, gratis, certo. loro, C'è una hanno quota. dei volumi che sono pazzeschi, perché se tu vai in un patronato, ci sono la mattina 20, 30, 40 persone fisse lì. Sì, sì, fisse. Okay, Allo quindi questo sportello. questo io non voglio fare i conti in tasca, sto solo dicendo che hanno dei volumi molto alti e quindi chiaramente Dovrebbero dovrebbero garantire, garantire, a mio modo modesto mhmm, avviso, una certa qualità una del certa lavoro. qualità, ma soprattutto una, Assistenza assistenza e continua. un'assistenza nei confronti del cittadino. Sì, e io ho notato personalmente che alcune, diciamo, chiarimenti che forniscono riguardo all'INPS, alla pensione, alla previdenza, per non parlare delle casse private, che è una nicchia Sì, ancora di più. ancor più poco conosciuta, secondo me non ne sanno molto. Cioè, mi permetto di dirlo, poi nel senso son talmente tante le normative e Allora poi hanno anche un grosso problema che certo. loro si rifanno alle loro circolari e come tu ben sai le loro circolari non hanno un valore, io Certo, penso, di però è legge. anche secondo me una questione, come ho detto prima, numerica. Cioè Sì, io dico sempre, se tu vai in un ristorante che ha 300 coperti, molto probabilmente ci sarà meno qualità di un ristorante che ha 10, è 15, vero, 20, 30, è 40 vero. ora scusate il paragone, ma per rendere l'idea, Far capire. perché la massa di quantità di pratiche che hanno è devastante rispetto a magari a uno studio legale dove ne hanno Sì, 4 chiaro, e quindi chiaro. evidentemente lo studio legale riesce a rendere una qualità Sì, superiore. assolutamente A sì. parte poi la preparazione, ma quello non voglio entrare in merito, dico proprio quantitativamente. La Quantitativamente sì, qualità viene contraddistingue dalla quantità. son d'accordo. Cioè tu non puoi rendere la stessa Beh, ma qualità con anche perché è quantità. impossibile, cioè, seguire tutto alla Esatto, perfezione, cioè lo vediamo anche è noi, normale. diventiam Quindi pazzi. talvolta Poi con abbiamo degli questa aiuti però. bilancia che è un pochettino così, tendono magari a fare le cose un pochettino Vero, ecco questo no, no, è vero, mi hai permetto ragione. E di peccato perché appunto in realtà dovrebbe essere un servizio, non dico pubblico, però insomma un servizio, un'assistenza anche per i meno abbienti. Però tante volte è meglio spendere qualche centinaia di euro in più, perché poi non è che dall'avvocato spendiate 10.000.000 €, dipende poi anche dal tutto proporzionato valore della all'attività. beh, vabbè, Tra sì. l'altro esistono delle tariffe forensi che sono assolutamente eque sulla base di quello che fate, cioè dobbiamo fare, Certo. di quello che è anche il valore della causa. Quindi e poi un'altra cosa importante è che non dovete pensare che si vada subito in causa, perché per fortuna anche con gli enti pubblici ci sono dei meccanismi, che precedono, diciamo, una possibile giudizio di, diciamo, conciliazione stragiudiziale. D'accordo, Quindi si può quante volte noi trovare un siamo accordo, riusciti a sì. trovare un accordo, appunto in via stragiudiziale. Anzi in alcune occasioni non appunto, non siamo noi i primi a sconsigliare la causa. Quindi non vi spaventate oppure arrivate da noi all'ultimo con il problema Però che non vi ormai è spaventate, ma già non temporeggiate neanche no, troppo infatti non vi perché spaventate, venite eh. dall'avvocato, perché poi arrivate all'ultimo col problema già, come dire, ormai Conclamato conclamato e magari anche, difficile appunto, da da risolvere. realizzare, esatto. Quindi le novità noi ve le diciamo, continueremo a dirvele sempre in questa sede. Massimo diceva: "È difficile avere a che fare con gli enti pubblici." Sì, noi abbiamo avuto a che fare perché ricordiamo che seguiamo anche enti previdenziali, privati, quindi Privati. seguiamo anche le casse private, che chiaramente non mi sento di dire che funzionino meglio, però avendo meno partecipanti, meno iscritti, Cioè nel c'è senso, un occhio di sì, ma riguardo è in più. normale, se su Riusciamo anche a parlare personalmente va col col discorso di prima. Poi un'altra funzionario. cosa importante, che le casse previdenziali private, professionisti, dei professionisti, hanno degli strumenti, tecnologici di conteggio che sono nettamente superiori all'INPS.
Esatto. Noi abbiamo visto, e questo di cui mi assumo la responsabilità, dei conteggi fatti a mano No, è dall'INPS. vero. Aprite bene le orecchie, non so se qualcuno sta A sentendo. mano nel A mano con dei 2025. fogli Excel, a mano. L'abbiamo sviscerato, quindi ovviamente parlo, mica sto dicendo la verità su Radio Libertà, dice anche Rima, È perché vero. è stato prodotto in una fase di un contenzioso. Quindi sono arrivati con dei conteggi a mano. Ditemi voi se nel 2025, Incomprensibili, ma tra l'altro, poi, erano. questo non voglio dire, ma è normale che un conteggio a mano statisticamente Abbia un errore. abbia la possibilità di un errore Contenga. più ampio rispetto a una macchinaria Beh, elettronica. certo. Normale questo, non mi Beh, pare di certo. ok, quindi sempre Che per il anche discorso. loro sono esseri umani. Sono esseri non è che umani. Quindi ditemi voi se noi dobbiamo avere il timore o comunque il rischio che ci sia un conteggio fatto a mano sulla nostra pensione, sui nostri casi. Infatti quello era è una Cioè, causa, se perché è tu vai diventata sulla cassa degli avvocati, Mh. ora parliamo nostra perché la conosco molto bene, la cassa forense, se tu vai lì, a parte che c'è una capacità informatica devastante, puoi calcolare la tua Certo, pensione, c'è la puoi fare tutte simulazione, le sì, cose sì. online. Come Tutto. giusto che sia nel Con l'INPS 2025. sembra di entrare in una pagina Sì, geroglifica. che poi È di una anche difficoltà la devastante. simulazione che fa fare l'INPS, anche quella che dici tu online, a volte non è No, neanche dico, ma quella quelle corretta. delle case professionali hanno una duttilità anche informatica Ah, sì, molto sì, elevata. certo. Hanno Beh, intelligenza sicuramente più artificiale, dell'INPS. cioè, permettono anche a una persona, senza bisogno di andare lì, perché tu alla cassa degli Tal avvocati non è che vai là, cioè tu fai tutto online, No, chiami al ormai telefono, andare allo tu prova a chiamare al sportello telefono l'INPS, non è impossibile. No, è impossibile, lo sappiamo Capite? benissimo anche Queste sono noi. le cose da risolvere, signori, non Queste sono dobbiamo. le cose da risolvere e proprio per questo però, visto che comunque al momento, per ora, le cose funzionano così, fatevi assistere perché Certo. comunque, cioè se no brancolate nel buio. Oltretutto anche quando anche loro danno dei provvedimenti, emettono dei provvedimenti scritti, questi provvedimenti non sono mai chiari. Cioè noi infatti molto spesso ci siamo anche, Chiari è una parola che non è chiari loro nel non la dizionario. conoscono. Ci siamo anche, proprio a quello ci siamo appellati, anche alla mancanza di chiarezza, al fatto che comunque, per Certo. consentire un adeguato diritto di difesa dovrebbero dare, anche quando rigettano delle prestazioni assistenziali tipo l'invalidità, eccetera, dovrebbero dare, come dire, un'adeguata, spiegazione. Per esempio Max, Sì. ultimamente ci sono anche tanti casi di invalidità. Come tu sai, ricordiamo a tutti che l'invalidità non può essere, come dire, presa così tout court, bisogna porre una particolare attenzione ai redditi che una persona redditi intendo tutti i tipi di tutto ciò che sia reddito da lavoro, reddito da fabbricati. Quando voi siate titolari di pensione di invalidità, dovete questo anche per la reversibilità, insomma dovete stare attenti anche ai redditi che percepite. Ma anche lì, cioè mai una volta che l'INPS avesse chiaramente a chiare lettere magari mandato un comunicato a tutti i suoi iscritti dicendo: "Non superate il reddito tot quest'anno, altrimenti Certo. c'è la revoca della vostra prestazione, c'è una richiesta di indebito." Cioè non sono così chiari. Noi lo sappiamo perché l'abbiam studiato, perché comunque ci capitano casi, appunto simili. In questi casi, come sapete, se voi sforate la quota Certo. di incumulabilità che è prevista ogni anno per legge, vi arriva poi l'indebito Sì, son e cose l'indebito poi son è da cose da andare, impugnare. però per esempio, ecco, Però appunto sul dico discorso di prima. ci fosse un'informativa su questo. Ma no, ma non c'è informativa. Qua Non c'è siamo in un affatto. paese dove a volte Ma è purtroppo quello, cavolo, che è allora, sbaglia articolo 97 della Costituzione: la pubblica amministrazione deve agire secondo trasparenza. certo. Trasparenza. Adesso vado a Lo prendere dice l'articolo così lo proprio la leggiamo insieme, perché Costituzione. ecco, voglio dire, è inutile girarci intorno. Questo è quello che noi eccepiamo spessissimo, no? Max, scusa, c'è una Ah, chiamata, benissimo, posso? vai. Buonasera, con chi parliamo? E da dove? Buonasera. Da dove chiama? Mi senti? Da Cernusco sul Naviglio. Sì, buonasera. Buonasera, chi parla? Che Cernusco nome? sul Naviglio. Ma come si chiama? Marco. Marco, tanto piacere, prego. Allora, visto che state trattando il discorso INPS. Sì. Allora, io ho 65 anni e sono andato in pensione l'anno scorso con 50 anni di contributi. Sì. Mi hanno liquidato la pensione, ma ad oggi, dopo ripetuti solleciti da parte del CAF, che comunque li ho trovati molto disponibili, ancora non mi hanno dato gli arretrati. Male.
Ma Male. gli arretrati in che senso? Perché lei... Allora, io sono andato in pensione dal 1° di gennaio del 24 Sì. e ho preso la pensione a giugno 24. Sì. Ok. Quei mesi lì, da gennaio a giugno, quando ho ricevuto la pensione, Sì, non mi sono ancora arrivati. certo, quindi 5 mesi beh, di deve arretrati. riceverli, Deve riceverli, solo che bisogna, ci Però vuole un è il discorso di intervento prima, forzato. guardi, bene, c'è altro oppure è a posto così? No, per quanto riguarda sta cosa ce ne sarebbero. Allora ci chiami un'altra immagino. volta, le rispondiamo subito adesso. Grazie a te, Poi lascerò anche la Grazie. mail, un così. grande saluto, ci chiami ancora, le Grazie. rispondiamo subito. Il Grazie. Signore fa testimonianza e conferma quella che io ho detto. A me spiace, però Però è allora, così. Vox populi, vox dei, dicevano i latini. Ecco, io quello che ho Vero. detto l'ha confermato adesso. Cosa ha detto? Ho fatto la pratica, il CAF, e non ho ancora ricevuto la pensione. 6 Allora, mesi di arretrati. non è che bisogna fare un sollecito, bisogna fare una diffida. Si chiama diffida. Sì, però permettimi, quella la fanno gli con avvocati, scritto non i INPS, CAF. per favore, mi dai gli arretrati? Grazie. No, No, certo. vi Però Max intimiamo a vi trasmettere gli intimiamo arretrati. da parte di avvocati. Sì, appunto, dico, ma questo che io contesto è quello che io adesso sto Hai dicendo. ragione. Non dobbiamo avere timore di niente. Tanto è quello che vi spetta. Si la fanno pensione. delle azioni serrate, intimazioni, scadenze, gli si dice di dare il nome del funzionario, bisogna comportarsi così. Sì, beh, noi sappiamo cosa scrivere in queste diffide e lì non ce ne sono i santi. No. Bisogna mandare una diffida, ha ragione l'avvocato Leonardi. Chiedere i danni. Se continuate poi a rivolgervi ai CAF è ovvio che loro... Articolo 97 della Costituzione. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati. Andate a vedere, perché poi le parole non è che il Costituente le usa. Assicurati, non assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Assicurati, non dipende dalla assicurati. La pubblica amministrazione deve assicurare il buon andamento. La domanda che io pongo ai nostri telespettatori: secondo voi la pubblica amministrazione rispetta questo? Io mi sento di dire di no, però. In certe branche, perché non dobbiamo usare, secondo me, qualcosa di uniforme a tutto, perché ci sono delle branche ovviamente della pubblica amministrazione che funzionano molto bene. No, certo. Ma in certe branche, come in particolar modo l'INPS, a mio modo di vedere, questa è una eccezione che purtroppo si verifica spesso. Sì. Questo è quello che io modestamente dico, senza bisogno di eccedere quello che può essere. Ecco, questa è una mia critica che io faccio. Io credo che tutti quelli che lavorano all'INPS questo articolo dovrebbero stamparselo, come noi abbiamo il numero di telefono sulla loro scrivania. Assolutamente. Perché non è un privato che fa del suo lavoro quello che vuole. Io, avvocato, decido chi assistere, decido che se uno mi sta antipatico, anche noi possiamo io spesse volte viene da me uno, mi sta antipatico, io non l'assisto. Vabbè, ricordiamo a tutti che gli avvocati, come del resto tutti, hanno anche la possibilità di rinunciare al loro incarico o di non prenderlo. Adesso questo sto ovviamente estremizzando per dire che non è che se sei in una scusa Max, posso dirti una roba? Dai, oggi mi voglio far perdonare. Ma io perché quando sono arrivata c'è un'altra telefonata, vedi che allora ecco. Buonasera, con chi parliamo e da dove chiama? Buonasera dal Veneto, Nord Italia, Antonello. Fantastico, Antonello, il Veneto, grazie Antonello, prego, ci dica tutto. Ma da come svolgete l'argomentazione INPS, sembra che sia una novità, che c'è un modo di fare dell'istituto che è petulante. No, non è una novità. No, prego. Sono 50 anni che va avanti in questo modo e non dite chiaramente l'INPS. Bisogna dire, ragazzi, che è un nome e cognome, ovvero nel consiglio di amministrazione ci sono pure i sindacati della CGIL. Ma perché non lo diciamo? Sì, ha ragione. Perché non danno una bella frustata ai dirigenti e li fanno alzare le chiappe perché lavorino, anziché tenere per il collo la gente? In Germania la previdenza manda i propri iscritti
tutto quello di cui hanno bisogno prima che loro lo chiedano. Ha ragione. Antonello, ha ragione. Grazie della testimonianza. Se c'è altro, se no dobbiamo salutare. Sì. No, ciao, le rispondiamo, grazie, rispondo adesso. Grazie. Antonello fa una testimonianza molto importante e veritiera. E me ne voglio, Antonello. Io forse ho qualche anno meno di lei. È chiaro, probabilmente non so se lei ci segue sempre o forse non sempre, ma se lei ci avesse seguito sempre ci avrebbe attestato il fatto che noi queste battaglie le peroriamo da tanto. Quindi io ovviamente accetto in qualsiasi modo quello che è il suo sfogo e anche della critica magari mossa nei nostri confronti, però da chi le parla, dall'avvocato Collovati, ma soprattutto mi assumo la responsabilità io di quello che dico, lo certifico che è da quando inizio questa trasmissione che io mi pongo come baluardo, come caposaldo una totale riqualificazione di quelle che sono questi istituti, perché dobbiamo garantire una qualità. Noi cerchiamo che oggi non c'è. Con gli strumenti di legge di far sì che possano, fammi dire, svegliarsi, uso questo termine, che possano darci dei riscontri. Purtroppo chiaramente noi dobbiamo usare la legge. Brava, esatto. E quindi questo è lo strumento che abbiamo. Abbiamo una pausa e poi tra poco riprendiamo. Grazie. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Eccoci di ritorno, l'avvocato risponde, siamo con l'avvocato Leonardi oggi. Mi raccomando, abbiamo già avuto 2 chiamate, state comodi ma alzate la cornetta come si diceva un tempo, allo 0292947222, ci fa piacere, le vostre testimonianze sono fondamentali. Come vedete oggi parlavamo appunto dei rapporti con l'INPS, delle difficoltà ad avere dei rapporti con l'INPS, se non appunto attraverso magari l'assistenza di un avvocato. E l'ultima chiamata, Antonello, bella chiamata di Antonella Veneto, mi è piaciuta, dato la riprova, no? Perché era una persona che si sentiva che aveva carisma e soprattutto portava con sé probabilmente alcune sofferenze anche lui che ha avuto magari nei confronti, che ha accumulato negli anni. Però lasciami dire, vai, lasciami dire, perché oggi è un grande giorno per noi giuristi, per la parte di giuristi che hanno sostenuto come
io, dato che abbiamo voluto insieme all'avvocato Collovati anche un grande ospite, il Ah magistrato, sì, la dottoressa Mattone, alla che prima puntata, salutiamo, che salutiamo grazie. tanto e Sì, le sì, mandiamo un grande abbraccio se mai sentirà la puntata. certo, Oggi è stata l'ultimo iter parlamentare, è stata approvata la riforma sulla giustizia, vero. e credo che sia epocale. Oggi è un grande giorno, credo, Beh, per altro rendere che. ancora la magistratura di una qualità, a modo di vedere, superiore, non di certo inferiore. Certo. E quindi oggi ne voglio così celebrare la riuscita. Poi, come dico io, ci sarà il referendum, perché è il referendum che Che deciderà. lascerà Il alla popolo è popolazione la sovrano, deciderà il decisione. popolo se quella E tu sei riforma per il passerà. sì o per il no? È una Guarda, sono indeciso, battuta! sono indeciso. Io non so cosa votare. Ovviamente voterò con il mio sangue, la voce sì, però a parte quello, c'è un referendum, ci sarà ad aprile. Poi Ciò detto, dopo torniamo ai nostri. faranno ovviamente le vostre valutazioni, mi raccomando fatele bene. Sì, Ecco, torniamo ai brava. nostri. No, volevo dire che ci è arrivato anche un messaggio, in realtà non so se era indirizzato a noi, ma nella casella di Giusto, brava. posta della radio, che diceva, un signore diceva: "Ho delle difficoltà con, diciamo, le cartelle esattoriali", perché poi non c'è solo l'INPS, c'è anche l'Agenzia delle Entrate. "Ho difficoltà a capire, insomma, a smistare queste cartelle, però per poche centinaia di euro non mi rivolgo all'avvocato". Mi sento di rispondere che può anche essere vero che ovviamente io non so queste cartelle che contenuto abbiano, Brava, poi cartelle sembra però come ti uno dico zaino. anche sì, sembra la cartella della No, perché scuola. cartelle già Però ti dico anche che noi anche questo facciamo, e in particolare l'avvocato Leonardi ha a che fare appunto con l'Agenzia delle Entrate, e sicuramente è un rapporto un po' più semplice. Abbiamo risolto con tanti nostri clienti facendo dei piani di rientri piuttosto che delle rottamazioni, piuttosto che delle diciamo, agevolazioni di ogni tipo, togliendo sanzioni, interessi. Grazie all'intervento nostro, dell'avvocato, abbiamo accelerato i tempi e ci è stato concesso anche la rateizzazione, molto ampia. Quindi non è vero che l'avvocato è inutile, ma anche sul tema pensioni, insomma, il discorso a me cartelle. già la parola inutile non piace da No, ma usare, neanche a perché me, però tutto può essere utile nella vita. Già a bravissimo, priori inutile è una bravissimo. cosa che io mi dissocio, Sì, è un perché po', anche le cose che sembrano più inutili non lo sono. È per quello che io dico anche telefonate, perché anche la certo. domanda che nella vostra Ne vengono fuori poi sembra più inutile, delle non la è. Perché da una esatto. domanda inutile, che la parola inutile non è giusta, ma che voi pensate che sia superficiale, non la è, perché sono Esatto. riflessioni che sono più che consone, ciascuno di noi ha i propri dubbi, ha le proprie perplessità, non dovete aver Ecco, timore, chiamate 02. 029294 7222 in Per diretta. esempio, io volevo fare anche un attimo un accenno, sempre in tema, previdenza. Noi, stiamo ancora combattendo, però sono sicura che ce la faremo, scusate come dire, l'arroganza, ma, tante altre volte l'abbiamo ottenuto, quindi abbiamo in particolare una persona che deve ottenere una reversibilità ed ha tutti i diritti di ottenerla da anni ormai, perché ha tutti i requisiti questa persona. E non si tratta di un coniuge in questo caso, ma di un figlio, che appunto era studente, abbiamo ottenuto riconoscimenti dei titoli perché erano titoli Certo. esteri, eccetera, eccetera. Anche qui l'INPS si è preso tutti i suoi tempi, tutti i suoi spazi. Siamo intervenuti noi e perlomeno stiamo andando avanti nella questione dopo aver ricevuto i titoli. Facciamo una Noi causa. adesso cosa faremo? Facciamo Faremo una causa. causa. Ecco sì, non sarà un cautelare in questo caso, perché ricordiamo Massimo che il cautelare è possibile applicarlo anche ai casi di previdenza, È però deve possibile avere applicarlo, ma è stringente, è perché ci molto devono stringente perché devono essere essere 2 il fumus requisiti bonis iuris e il fondamentali, sì. periculum in mora. Sì, Il sì. fumus bonis iuris evidentemente è più facile da realizzare, perché è una componente giuridica per il quale, ovviamente si deve provare che il ricorso è poggiato su argomentazioni tecniche e giuridiche. Su questo mi sento di dire che è quasi sempre verificata, almeno quando noi siamo gli avvocati, perché non Certo, mi metto a fare certo. una causa se non ci sono delle motivazioni, delle No, violazioni. no, chiaro. Il secondo, perché devono essere concomitanti, non uno esclude l'altro, Insieme, sì, è sì. il periculum in mora. Necessita il periculum in mora, ovvero un'estrema Un'estrema necessità economica di danno nei confronti del soggetto che Quindi aziona. vanno E dimostrati questo è difficile, questi 2 perché requisiti. spesso a me è capitato recentemente, per esempio, ho assistito un grandissimo imprenditore che purtroppo, nel provare, in questo caso in ambito tributario, Sì. quindi in ambito tributario si chiede la sospensione cautelare del provvedimento, ma sul Ah. periculum in mora è difficile provarlo, perché devi provare a produrre gli estratti conto. È chiaro che se tu difendi una persona che è capiente finanziariamente, Certo. evidentemente quello non lo realizzi, no, e quindi di fatto rischi di non avere, il provvedimento cautelare a Hai favore. ragione. Nel caso che noi
nel nostro caso opteremo per un rito ordinario, perché così purtroppo rischieremo di perderlo. Rischiamo di perderlo, certo, però io sono convinta che le ragioni ci No, sono, l'ordinario eccetera. chiaramente È più spesso lungo, si sceglie il però cautelare perché è più breve, quindi noi saremo esatto, più contenti e esatto. anche come costi, è anche meno Assolutamente. costoso. Purtroppo sì, è meno Però costoso. c'è questa Però ci sono piccolo queste tassello e a volte noi assolutamente, quando 'sti limiti. partiamo, non è che partiamo con come al Con le paio di Siena, i cavalli partono con col non è paraocchi. noi facciamo un'analisi approfondita prima e se non capiamo che ci sono i No, requisiti certo, infatti è l'importanza dell'avvocato, dell'analisi preliminare, perché lasciami dire, tante volte la persona giunge da noi e dice: "No vabbè, ma io so già che si può fare causa, c'ho ragione". Ma, sì, però ci vogliono, come diceva l'avvocato Leonardi, ci vuole l'analisi dei requisiti, perché altrimenti non ha senso fare causa inutilmente, cioè dobbiamo averne le ma ragioni. certo, Poi, per carità, come vedete ci sono tantissimi strumenti, tra cui il cautelare che è una bella diciamo, appunto uno strumento rapido, più economico, però appunto che ci permettono di avere, cioè di appunto far valere le nostre ragioni in tribunale e, non spendere tutto quel tempo che tendenzialmente per altre purtroppo questioni condominiali piuttosto che civili si spende. Però quando si ha ragione dovete assolutamente far valere la vostra ragione in certo, tribunale. certo, Poi certo. non è detto, è capitato anche, io riporto nostre esperienze, è capitato anche che in alcune cause si chiudano in prima non in primo grado, proprio in prima udienza. Quindi sono cause che di fatto sì, depositiamo il ricorso, ci Certo. facciamo sicuramente appunto parte ricorrente, quindi c'è la parte della redazione del ricorso, eccetera, ma poi finiscono subito perché è il giudice stesso che invita le parti ad una appunto ad una Mediazione, mediazione, una conciliazio conciliazione, cosa che abbiamo fatto di recente e quindi, si è chiusa prima la causa, tra l'altro con vittoria di spese. È vero anche che però anche lì poi l'INPS ha sempre la possibilità, come tutte le parti, di fare o un appello o un reclamo, insomma, certo, però comunque ci non sono si ferma lì. comunque cioè Però l'idea di fare una causa, l'idea di ecco, fare non una è che per causa forza esatto, obbliga a morire lì nella questo volevo causa. dire. Ci può essere all'interno della Può causa essere anche più breve un'evoluzione, certo, un'evoluzione di magari quello che è. dovuta a un accordo. Viceversa, attenzione, poi per esempio adesso siamo reduci da una vittoria in primo grado, un cautelare, han fatto reclamo, quindi anche quello dovete valutare, e l'avvocato E ve lo dovrà dire. purtroppo il diritto Cioè non è che ovviamente quando c'è vinci una causa è finita lì, cioè c'è se è in appello. primo grado ci sarebbe l'appello e Purtroppo poi questi volendo anche la appella, ecco, Cassazione. esatto, quindi Ci sono tante belle novità anche in tema per esempio un'altra causa che avevo seguito, ma, adesso ancora al vaglio della Corte Costituzionale, è in tema anche di, NASPI. NASPI, Questo per certo. quanto riguarda appunto diciamo la richiesta NASPI, cioè l'assistenza che vi fornisce l'INPS qualora siate in disoccupazione, no, 2 anni di NASPI. È cambiata È adesso, chiaro tra che l'altro. sì, però è chiaro che la NASPI, cioè, ma questo però è anche giusto. Cioè, se voi prendete la NASPI, non potete anche allo stesso tempo poi avere la pensione, nel senso che a quel punto dovete fare una scelta, cioè o la disoccupazione perché Ah beh, siete è ancora chiaro, certo, vabbè, in sì, quella sì. Ma fase lì o sono fate scelte la doma delicate, appunto, il scelte discorso di prima, delicate che vanno vanno ponderate ponderate attraverso uno bene, bravo. studio, analisi, cioè decidere che E strumento fare. soprattutto se prendi la NASPI, come tu ben sai, non puoi né prendere ma neanche lavorare. Certo. Cioè, tranne fossero dei lavori che, Sì, purtroppo non tracciati, sì, a però collaborazioni veramente sì, lavori casuali, casuali, però se sono invece lavori, ovviamente, contratti veri e propri, continuativi, non puoi farlo. continuativi, no, il rischio, come è successo anche a un cliente che avevo seguito, che chiedano indietro tutta la NASPI. Certo. E sai cosa è successo? Sta intervenendo la Corte Costituzionale perché è al vaglio della Corte di far sì che non venga richiesta tutto un anno di NASPI, ma venga richiesta solo quei 2, 3 mesi, 4 Sì, quando tu mesi hai cominciato a lavorare, ma è esatto, di giusto. lavoro Ma effettivo l'ANCUS, ma del non c'è neanche lavoratore. bisogno di andare alla Non Corte c'era neanche Costituzionale, bisogno, cioè, ma dico per però è un dirti, no, tema che hai in che mondo ragione, hai viviamo, ragione. ragazzi, scusate lo Però sfogo, ma questo per dirti è un cioè, ragazzi, tema ancora Corte attuale. Costituzionale, qua ci sono dei temi che non andrebbero neanche messi al vaglio Son della talmente Corte. ovvi, tu Cioè, dici, ma no, nel senso, no, no, ma hai ragione. veramente, cioè anche Solo quelle che violazioni che noi
eccepiamo, cioè sono Beh, ma se pensi alle rivalutazioni, ditemi voi se quante... non c'è una violazione dell'articolo 97, se un cittadino vuole andare là e non trova nessuno e non gli parla, ma non so, più violazioni di così. Cioè, Poi noi abbiamo spesso non ci provato dicono... giuridicamente, processualmente, che ci sono stati 5, 6, 7, 8 tentativi di mettersi in contatto con loro e non rispondo. Secondo voi cos'è questo? Non è una violazione? Spesso Ma non ci capire, dicono no? neanche il nominativo brava. del funzionario. Cioè, quindi anche noi facciamo fatica anche a sapere un alto ricorso, ma con chi certo. parliamo dall'altra parte. Abbiamo veramente una casistica di cose. Un'ultima potremmo è quella scrivere un della libro. revoca del riscatto della pensione, degli studi, no? Incredibile, incredibile. Abbiamo una casistica di fattispecie. Che poi stiamo parlando di diritti personalissimi e acquisiti, cioè dovrebbero essere diritti automatici, non so come dire, cioè il diritto alla pensione, il diritto alla reversibilità, il diritto all'invalidità, chiaramente previo, come si dice, verifica dei requisiti, però quello voglio dire, se uno ha, anche lì sull'invalidità potremmo aprire un capitolo, ne abbiamo viste di ogni, abbiamo notato che l'invalidità non sempre viene concessa purtroppo a persone che effettivamente hanno davvero bisogno. A volte viene concessa una percentuale inferiore a quella che di fatto poi vi consente di avere dei benefici economici, e ricordiamo che al di sotto dei 74% non potete avere proprio nessun beneficio, cioè nel senso avrete proprio forse l'esenzione del ticket, ecco, sanitario, però non avrete benefici economici. E molto spesso vediamo persone, poi io non sono un medico, però effettivamente persone malate, oncologiche, che lottano tra la vita e la morte e non hanno neanche un riconoscimento economico. Lì anche lì, esiste uno strumento che si chiama ATP, accertamento tecnico preventivo, che ovviamente deve essere azionato da avvocati, perché è comunque una causa vera e propria, che consente di, diciamo, opporsi appunto al verbale di invalidità e poter, diciamo, chiedere una nuova visita attraverso il giudice e la nomina di una nuova commissione, nuovi medici, che appunto, e quindi mettere di nuovo in discussione il requisito sanitario dell'invalidità. C'è un'altra telefonata. Benissimo, buonasera. Buonasera, sono Dino dalla provincia di Brescia. Tanto piacere. Mi viene da chiedere a voi una cosa che in questo momento non riguarda me, però potrebbe riguardare quando c'è un parente che sta per lasciare questa terra qua, no? Sì. E quindi ci sono dei beni, la macchina, la casa, tutto il resto. Come bisogna comportarsi? Perché poi so che quando diciamo il parente o comunque la persona è andata all'aldilà, ci sono grossi problemi. Come comportarsi? Non so se è una domanda è molto pertinente, abbiamo trattato la scorsa puntata con il notaio Malta. Adesso le facciamo rispondiamo. Non ho purtroppo la possibilità di sentire. E allora adesso le facciamo un piccolo vademecum dei passaggi da fare prima che purtroppo la persona vada al creatore, ok? Bravo, bravissimi, grazie. A lei. Grazie a lei. Grazie sempre, mi raccomando. Grazie. Allora, qua una domanda. È la puntata scorsa. La puntata scorsa non ci ha sentito, però vedete, questa domanda delle signore non è pertinente, è di più, cioè è più che legittima. Giustamente, quali sono i passaggi da fare? Ecco, come fondamentale, l'altra volta abbiamo detto con il notaio, pianificare. Ma non è che si vuole essere pessimisti, portare male, ma no, ma bisogna essere previdenti. Ma in ogni cosa e soprattutto farlo quando uno sta bene. È lucido. Stare bene. Ed è ancora lucido di testa. Disporre del proprio patrimonio. Giustamente. Come fare? Innanzitutto il consiglio che diamo è fare un passaggio da un legale che a sua volta si appoggerà dal notaio di fiducia, cosa che abbiamo noi. Abbiamo un legale. Scusate, abbiamo un notaio. Siamo noi, abbiamo un notaio che tra l'altro è un nostro amico, notaio di fiducia, e di cui nutriamo un sacco di stima, che insieme potrà consigliarvi sui passi da fare. Per esempio, come redigere il testamento olografo. Il testamento olografo, cioè quello fatto, che è quello fatto a mano, che sembrerebbe quello più semplice da fare, ma invece è quello più difficile, perché a volte manca la data, è scritto male. Deve avere dei requisiti specifici. Bisogna scrivere poco, non tanto, tutta una serie di cose che rischiano di invalidare il testamento, che è l'atto
principe, quello L'atto dove voi fondamentale. lasciate tutti i vostri averi a una determinata persona o ai Lasciami vostri dire, però eredi. si può farlo anche alla presenza del notaio, no? Certo, ma voglio dire, perché farlo alla Sì, sì, presenza del notaio? certo, Anche certo. farlo all'orgo si risparmia. Però dico, No, si può, dopo che l'hai fatto personalmente, depositarlo e farlo ci può essere custodire al l'esecutore notaio. testamentario. Io sono già, Esatto. pensa, esecutore testamentario di 2 miei clienti che gli ho seguito nella vedi. vita e mi hanno dato questa fiducia enorme. Beh, sì, è una bella Ho io il responsabilità. testamento, quindi quando moriranno dovrò io andare dal notaio. Tutta questa serie di cose sono fondamentali e richiedono una pianificazione. Assolutamente. Perché se no si rischia che il patrimonio vada allo Stato addirittura. Sì, o sì, Beh, insomma, per agli forza. enti, ad altri enti. A altri enti, quindi Sì. non li vedete più. Sì, sì, sì. Quindi, ecco, questi sono i passaggi in sintesi, no? Quindi sicuramente è una pianificazione fatta molto prima. Molto prima. Potete farla a qualsiasi età, cioè non è che dovete arrivare Adesso per c'è un'altra forza telefonata, oggi siamo Ah, è contentissimi. vero, sì, buonasera, con chi parliamo? No. Buonasera a voi. Senta. Sì. Chi è? Chi è? Mi dica chi è, da dove chiama almeno. Mi chiamo Giorgio, chiamo da Casale Monferrato. Fantastico, Oh, prego. che bello il Monferrato. I crumiri ci sono là. I crumiri rossi. Mi avete dato utili consigli. Allora, prego. Volevo dire questo. Io, seguendo i vostri consigli, purtroppo sono un cieco assoluto, titolare di accompagnamento e di pensione di inabilità permanente. Okay. Quando purtroppo sono stato colpito dalla cecità, io ero un ex dipendente pubblico, commissario di polizia locale. Mi sono rivolto a un consulente del lavoro con assistenza medica e legale, il quale il medico legale fiduciario mi ha detto che potevo fare liberamente la pensione per andare, avevo i requisiti per avere l'accompagnamento, l'ho fatto e ho avuto una via breve, non mi sono rivolto al CAF. Bravo. Però vi devo dire questo, un vostro consiglio. Io sono andato in pensione con 42 anni di contribuzione. Mi mancano 3 mesi e mezzo, e cioè ero iscritto, ho fatto sempre lavoro pubblico, ero iscritto all'IPOS, Istituto Previdenziale Poste Telegrafonici. Purtroppo questi 3 mesi e mezzo non riesco a trovarli. Il consulente mi ha detto che avendo superato i 40 anni non cambia nulla, non avrei nessuna maggiorazione pensionabile, corrisponde al vero, o se no conviene a fare ulteriori indagini, ulteriori ricerche, perché le ha fatte, ma l'IPOS, essendo stato praticamente sostituito. Certo, mi è chiaro, c'è chiaro. Guardi, la ringraziamo per la telefonata, adesso le rispondiamo, va bene? Ci segua sempre, allora, mi intanto raccomando. l'IPOS è la pensione. E un grande saluto, mi raccomando. Arrivederci, grazie. Allora, innanzitutto una testimonianza, a parte ex commissario della polizia, quindi non gli abbiamo chiesto l'età, comunque in linea generale, intanto l'IPOS, come ha detto giustamente lui, sono tutti gli ex dipendenti delle poste. Che sono state poi confluite. Che sono state poi confluite perché non ci sono più, appunto, come l'INDAP, eccetera. Ma allora, che io sappia, poi anche noi abbiamo il nostro consulente che potrà confermare, comunque la pensione di vecchiaia per gli IPOS ha queste particolarità. L'età ad oggi è 67 anni, i contributi minimi sono 20, lui diceva che deve averne 42 se non mi però sbaglio. In generale, senza entrare nel dettaglio, mi sembra che ne abbia. No, senza entrare nel dettaglio, però si può rispondere dicendo va approfondita questa cosa, che il signore ha detto, secondo voi mi fido? No, non si, allora fidarsi così sulla parola no, noi facciamo anche dei report scritti, se vorrà ci scrive, scrive alla radio, si fa dare il contatto, si mette in contatto con noi. Anzi, diamo la nostra mail, poi potete chiamare anche la radio ovviamente, però possiamo anche dare la nostra mail di studio, che è studio legale, tutto attaccato, proprio molto semplice, minuscolo, @ dirittissimo, che è proprio il diritto al superlativo, DTS, dirittissimo.com. Studio legale @ dirittissimo.com. Se volete potete scriverci, noi assolutamente appunto disponiamo della nostra competenza e di quella di un consulente che è proprio previdenziale, ma non è del lavoro, però è proprio previdenziale. Come in casi del signore. Quindi insomma, in questi sono casi cose è delicate, utile, no? Anche... perché lui fa una verifica, allora in linea generale sì, ne bastano 20 di contributi, però
poi varia da caso a caso, Sì. cioè, quindi bisogna Però, anche vedere. come diciamo noi, anche se poi si è verificato, però noi siamo anche, col consulente è anche in grado di fare una stima su quello che sarà la vostra Sì, pensione. infatti, Così quando arriva non siete stupiti o avete No, già idea esatto. di quanto può essere. È Anzi, noi importante. lo consigliamo sempre: venite prima come i Sì, signori dell'altro ma giorno, certo. prima di ottenere una Che liquidazione della problema c'è? Uno se va a pensione. fare una piccola stima, un investimento sul futuro che Esatto, dura una esatto. vita, non è che dovete Poi vede comunque si parla di qualche centinaia di euro, cioè Io non è dico che sempre, stiam uno che parlando di lavora, che ha versato una investimenti. vita i propri soldi, no, ma almeno Certo. avere la sicurezza che o sicurezza o comunque, il comfort che la somma che vi erogherà lo Stato è corretta. Quindi Vero. come fare? Sicuramente fare un'analisi preliminare, non ci sono altri modi, perché se no quando arriva, arriva. Voi siete, tra virgolette, accettate Certo, quello che vi arriva. certo. Ora, spesse volte sono anche corrette, ma delle volte abbiamo visto che ci sono degli errori anche, Degli errori, dei altro che. conteggi non E gli corretti. errori si possono, rimediare, meglio, diciamo, con più facilità se non è ancora avvenuta la liquidazione della pensione, perché se è avvenuta addirittura io personalmente ho visto anche errori, questo purtroppo da parte del CAF, perché è stato l'ente che aveva fatto la domanda di pensione, errori sulla metodo contributivo. Cioè Vedi. l'hanno fatto andare in pensione un signore con 70 € in meno al mese. Certo. Quindi insomma, un qualcosa che, voglio Beh, non dire, è poco, incide per tutta la vita. E poi ricordate che una volta che andate in pensione con quel metodo misto, contributivo, non potete più, cioè una volta che vi È è fatto, il stata dado è tratto, liquidata, il dado è tratto. il metodo non può cambiare. Eh. Cioè non è che potete andare con un altro tipo di metodo. Potete almeno magari degli arretrati potete farli valere legalmente, però, Certo. cioè diciamo che poi lì, purtroppo vi trovate in difficoltà. Quindi piuttosto fatevi fare un report, un'analisi contributiva Ma certo. precedente alla Qualche mese prima, anche qualche anno prima, liquidazione. non è che Sì, molti cioè vengono entro un anno prima della perché alla fine pensione. allora quello che, diciamo Oltretutto noi li parliamo sempre aiutiamo male anche a dell'INPS. uscire dal Certo. posto di lavoro Diciamo con. che la domanda poi dell'INPS di solito alla pensione viene anche evasa abbastanza in fretta, Sì, l'INPS, sì, no, sì. bisogna sempre parlare male, se no No, no, nel senso ci querelano. no, beh, querelano no di sicuro. Mi trovo No, no, magari per le dire. gomme bucate del motorino, ma tanto io non ho problemi, le faccio mettere a posto ancora, quindi a parte tutto, però adesso, cioè, ci sono anche delle cose che funzionano, per Sì, l'amor di sì, Dio, non è beh, che voglio però ecco il consiglio che vi diamo è quello di, essere previdenti. Previdenti vuol dire, cauti, no, quindi non, valutare i passaggi in E modo molto pensarci prima. soprattutto perché si va veramente il signore vedi 40 anni di contributi, sono quanti soldi stati versati, cioè Versati soldi del proprio sudore, proprio fatiche, le sudore, proprie valutarle responsabilità. bene quelle cose lì, perché poi alla fine, ripeto, una volta che poi è fatto, non potete più una volta che vi danno la pensione dire: no, è sbagliata, è No, accettata." appunto, come ti Come dicevo, dicevi non si prima può tu, cambiare neanche il come metodo dicevi prima tu, contributivo. insomma abbiamo ancora 4 minuti e possiamo ancora parlare magari un po' dell'Agenzia delle Entrate e della rottamazione magari, Sì, no, infatti magari molta era l'ultima gente domanda che volevo farti. Ci sono delle sì, novità? Ci ci sono le saranno? novità, però allo stato attuale siamo ancora fermi, perché Certo. siamo in un momento, anche noi come consulenti, un po' di indecisione, ovvero aspettare la rottamazione quinques oppure nel frattempo mandare avanti le pratiche. Noi stiamo adottando per la seconda scelta, ovvero indipendentemente dal fatto che uscirà la rottamazione quinques, mandare avanti la rateizzazione di quelle attuali, perché in primis evidenzia un comportamento molto, diciamo così, corretto da parte del contribuente. Quindi c'è il rischio, anzi c'è sicuramente il vantaggio che, l'agenzia della riscossione percepisce questa tua volontà di mettere a posto la situazione e quindi non E quindi attacca non con l'attacca procedure esecutive. esatto. Questa è la prima cosa che noi stiamo consigliando, perché poi quando uscirà la rottamazione quinques si farà un'istanza di riconversione, insomma si vedrà dopo. Poi si Però sistema. determinate situazioni di debito di 50, 100 non bisogna aspettare, perché c'è il rischio che veramente ti vengano a pignorare ormai Sì, lo fanno pignorazione anche presso terzi, velocemente. controcorrente. Siamo Quindi arrivati anche lì state attenti, cioè state attenti. muovetevi subito, Ormai ecco. siamo in un paese in cui non è che una legge quando è stata approvata passa, poi, deve fare il secondo passaggio. Sapete, no, il nostro sistema è un È sistema molto terribile da lungo, questo punto di vista. C'è il triplo macchinoso. passaggio, Camera, cioè quindi voglio dire, non è semplice, no, viene approvata, poi c'è la conversione, passerà un altro mese. Certo, ci Quindi cosa metterà fai ancora un uno? po'. Stai lì dei E mesi nel con dei frattempo uno però l'esecuzione va avanti. l'esecuzione l'agenzia di riscossione magari sulle posizioni quelle più Quelle rilevanti, sì, quelle più in rilevanti realtà, sì, no dico però funziona l'esecuzione, vanno avanti, quindi non è per spaventarvi, ma dovete assolutamente procedere il prima possibile a una, come diceva Massimo, sì.
o una richiesta di rateizzazione, e noi ne abbiamo fatte alcune, Tante, sì. Anche lì c'è la possibilità di rateizzare a 120, chiaramente dovete presentare 120 è poi tanto, insomma, riuscite a farla, insomma, sì, o a 80, cioè 80. comunque voglio dire sono rate Almeno abbastanza sistemate la cospicue. situazione, perché Sì, sennò dovete ovviamente pagarle, perché eh. altrimenti ricordiamo anche che alla terza, diciamo, richiesta alla terza richiesta di rateizzazione poi non ve le fanno più rateizzare. Assolutamente, stare attenti, C'è anche quella monitorare, legge. andate ai consulenti che vi sceglieranno una strategia giusta, facendovi rischiare zero, perché non bisogna rischiare zero, perché se ci bloccano il conto poi siamo segnati, c'è il CRIF, c'è tutte quelle robe lì. Più lunga è poi un da danno della risolvere. miseria, perché se uno poi lavora con le banche, come fai? No? Il conto corrente bloccato e poi ti segnala, non puoi aprire nessun corrente. Non puoi più lavorare Va bene. bene, siamo giunti alla conclusione. Giunti alla conclusione, noi vi ringraziamo, ripeto, se volete chiamate la radio o scriveteci a studiolegale@dirittissimo.com. Grazie Massimo. Grazie a te. Come sempre, e grazie buon a Natalia, weekend. Grazie alla il nuova nuovo regista che salutiamo. Grazie mille e buon weekend a tutti. Ciao, a presto, Ciao. buona serata. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.